ho sempre voluto farlo. Oh, questo è proprio il modello che veniva usato nel telefilm Happy Days. Yeah, no, anzi, ehi. Ciao ragazzi, dite la verità, ma se anche voi vi trovaste in una stanza con tutti questi cimeli, questi splendidi jukebox d'epoca, ma non vi verrebbe la voglia di imitare Fonzie, il mitico figo di Happy Days? Ma se così non fosse, perché magari forse i più giovani non sanno, e purtroppo per loro, cosa sia stato quel leggendario telefilm, perché all'epoca si chiamavano ancora così, se così non fosse, non vi verrebbe la voglia di fare un salto dei mitici anni 60, 70 e anche 80? Perché ammirare queste splendide scatole musicali vuol dire fare un salto indietro nel tempo tra ricordi ed emozioni vissuti e che purtroppo non ci sono più. Ma si torna in un'epoca in cui il jukebox era un po' l'anima, era una delle attrattive principali del locale dove ci si ritrovava, si andava. Si inseriva la monetina, partiva la musica del momento che si ascoltava tutti insieme. Si ballava, si chiacchierava, si innamorava. E allora adesso vi chiederete, ma dov'è questo posto con tutte queste splendide scatole musicali che erano alimentate a gettone? Mi trovo a Bovolone, a casa di Alex Lanfredi, che è un giovane restauratore per il quale i jukebox sono diventati la sua vita. Mi spieghi com'è nata la passione per i jukebox? Allora, la passione nasce in maniera un po' casuale dall'incontro, diciamo, tra la passione che ho per la musica e la passione delle cose d'epoca. Ho acquistato per caso il primo jukebox, mi è stato regalato dal papà, per la verità, e da lì è iniziato un percorso che, unita, ripeto, alla mia passione e anche all'idea che potesse diventare anche un lavoro, mi ha portato ad oggi ad avere tante macchine e aver sviluppato insomma un'azienda abbastanza importante, ecco. Perché hai chiesto a papà di regalarti un jukebox? Ma allora, è sempre stato un oggetto che mi affascinava, cioè mi affascinava il fatto che fisicamente si potesse selezionare un disco, che io comunque sono del 1986, quindi ho vissuto l'epoca, diciamo, delle cassette prima, poi dei CD, e poi dell'MP3 ovviamente, quindi il mondo del vinile non l'ho vissuto fisicamente, quindi mi ha sempre affascinato e il jukebox è un po' il simbolo del vinile. Adesso ti faccio sentire una chicca, Stefano, prova a dirmi quanti anni può avere questo jukebox qui. Ah, non ho idea, 30, 40, non lo so. Questo è un Wurlitzer 1015 del 1946. Ah, Quindi insomma qualche anno sulle spalle ce l'ha. ce l'ha. Adesso sta suonando come suonava nel 46. Questo è il suono fedele di allora. Suono fedele dell'epoca. Bellissimo, bellissimo. Vedo anche questi accorgimenti, queste bolle. Si è diventato famoso, infatti lo chiamano anche il bubble, perché ha tutta questa serie di cannule con dentro una sostanza chimica che con delle resistenze emette queste bolle che creano questo effetto, poi no, tutto illuminato. Adesso mi sembra di tornare a quell'atmosfera nei bar americani quando c'erano i jukebox che monopolizzavano la scena alla fine. Sì, anche perché la velocità del disco è proprio tipica degli anni 40, perché è un 78 giri, quindi sembra veramente di entrare in quell'epoca là. Bellissimo. Avrebbe voglia di ballare. Una passione diventata un lavoro e pensate che Alex mi ha confidato che lui inizialmente voleva fare il medico e il suo percorso universitario di studi in tal senso era anche già a buon punto. Ma poi cosa successe? Successe che prese un jukebox, lo restaurò, lo vendette e col ricavato da buon imprenditore ne acquistò altre due. E quello fu l'inizio di una reazione a catena che poi fu talmente importante da diventare addirittura la sua professione, cosa che esercita tuttora. Questi sono i jukebox così come arrivano dall'America. Lui ne produce, ne lavora circa una cinquantina all'anno, lui insieme al papà. E quando dico ne lavora, vuol dire che li prende e li restaura completamente, sia esternamente
E qui aiuta molto il fatto di essere a Bovolone, patria di mobilieri, sia internamente, ovvero nella struttura meccanica che ripristina in ogni suo componente. E in pratica a queste splendide macchine musicali lui e Papà Giovanni restituiscono l'antico splendore di un tempo, sia dentro che fuori. Questa è una meccanica dell'AMI che hanno usato per parecchi anni, a cavallo tra il 60 e il 70. E è molto carina da vedere come funziona, nel senso che quando viene fatta la selezione, uno di questi perni viene schiacciato da questo meccanismo. Ho capito, Una quindi volta si schiacciano i tasti e questo diventa un selettore. Esatto, questo schiaccia il perno, il meccanismo in automatico parte, con questi sensori rileva il perno che è stato schiacciato, si ferma lì, lo suona, fa partire la pinza che va sul piatto, quindi suona il disco e nel contempo lo azzera, se no continuerebbe a suonarlo ovviamente. Quindi ecco, questa è la meccanica dell'AMI, quindi legge il disco sul piatto come fosse un giradischi, insomma. Ma quindi tu in questi anni ti sei specializzato nel restauro sia interno che esterno? Sì, viene fatto il restauro esterno perché negli anni, essendo che erano oggetti a noleggio, venivano sempre maltrattati ovviamente, quindi molto spesso il noleggiatore, finita la stagione, si ritrovava a avere dei macchinari graffiati, sporchi, rovinati e quindi spesso per tamponare a queste queste parti rovinate andava a rappezzarle un po' con quello che aveva in casa, quindi se aveva del colore verde gli dava il verde, ma magari il jukebox in origine era blu. Quindi il nostro lavoro è quello di riportare allo stato originario la parte estetica e poi viene fatto tutto il restauro interno in modo che funzionino e suonino appunto come quando sono nati. Ma tu come hai fatto ad acquisire queste competenze che immagino siano anche abbastanza esclusive, visto che ce ne sono pochi che fanno il tuo mestiere? Allora, l'unico sistema per imparare a fare questo mestiere è metterci le mani dentro, primo, e poi vederne tanti. Io ormai ne ho visti talmente tanti che so dire con precisione i colori, i dettagli, ormai conosco quasi praticamente ogni singola vite che compone il meccanismo, quindi sì, ci vuole tanta esperienza, ecco, esperienza. Però poi quando torna a suonare... Perché quando andrò a suonare la soddisfazione è enorme, infatti ogni volta che vendo un apparecchio di questi è sempre una piccola parte di me che se ne va, quindi insomma sono un po' legato a tutti, ecco, ovviamente. All'inizio vi ho citato Happy Days, questo telefilm che, lo confesso, ha accompagnato la mia infanzia e la mia giovinezza, ma anche la giovinezza e l'infanzia di tanti miei coetanei, ma non solo, perché credetemi, quel telefilm lo guardavano veramente tutti. E nel telefilm tante scene avevano al centro proprio il jukebox. E quindi questo mi serve per rimarcare una caratteristica, un elemento determinante di questa splendida macchina musicale, un elemento che forse oggi si è un po' perso, ovvero la capacità di aggregare, di far stare insieme i giovani e di creare emozioni. Sai che tanta gente avrà tanti bei ricordi nel vedere queste immagini, perché il jukebox era anche un elemento di socialità, o sbaglio? Sì, il jukebox è un elemento di socialità, infatti il successo del jukebox è stato per la maggior parte dovuto proprio a questo, era un oggetto che aggregava le persone, che creava momenti di insieme, che creava anche emozioni, sentimenti. Infatti non ti nego che molti clienti, quando vengono qui per la prima volta, che accendo loro un jukebox, più di una persona ho visto che aveva gli occhi lucidi, quindi vuol dire che parte un viaggio nel tempo. Qual è il senso della loro esistenza oggi? Perché fai questo mestiere? Allora, inizialmente, parliamo di circa 15-20 anni fa, era un oggetto soprattutto rivolto a un pubblico di intenditori e di collezionisti. Ad oggi a questo pubblico si aggiunge tutta quella serie di persone che cercano un oggetto d'arredo, un oggetto esclusivo, e quindi è diventato un vero e proprio oggetto d'arredo al giorno d'oggi. Secondo te avrebbero ancora senso oggi i jukebox? Ci sono delle aziende che li producono ancora a CD e MP3 o collegati via internet e quindi hanno la possibilità di avere delle librerie Spotify al loro interno, eccetera eccetera. È ovvio che al giorno d'oggi è difficile pensare che sia un oggetto di successo in un locale pubblico, perché comunque ormai la musica l'abbiamo in tutte le maniere. Però stanno nascendo delle feste a tema, sta ritornando il vinile, perché comunque il piacere di avere un supporto fisico della musica sta ritornando, perché un conto è avere un CD, un vinile, una cassetta, un conto è avere un pulsante e far partire una canzone. Quindi
il piacere il rituale fisico di mettere su una canzone sta ritornando, e questa è una cosa che comunque sta avendo successo, ecco, negli ultimi anni. Alex fa questo mestiere da una ventina d'anni. All'epoca ci si buttò a capofitto, sviluppando una competenza che è maturata in gran parte come autodidatta, quindi con difficoltà che vi lascio soltanto immaginare. Ma proprio questo lo ha reso un'autorità nel settore, cioè ha sviluppato quella competenza che gli ha permesso di diventare a sua volta un riferimento per questo ambito così rarefatto. E prova ne sia di questa sua autorevolezza, che si è costruito da solo, è il fatto che spesso e volentieri viene chiamato in eventi anche di notevole livello culturale e artistico, in qualità di esperto di tecnica discografica, per dare il suo parere. In sostanza, la sua passione lo ha portato ad essere elitario, possiamo dirlo? Secondo me sì. Qual è il pezzo più pregiato o quello a cui tu sei più affezionato? Ma allora, l'Ami Continental, che è del 61-62, perché sono due modelli, è quello a cui sono più affezionato, perché era l'oggetto dei miei desideri quando appunto ho iniziato questo mestiere. Poi il Wurlitzer del 1946, il 1015, perché è l'icona del jukebox nel mondo, quindi quando si pensa al jukebox si pensa a quella forma lì, quindi sono questi due qui, ecco, i modelli a cui sono più affezionato. Cos'è per te un jukebox? Allora, io dico sempre che il jukebox è una macchina del tempo, nel senso che io li ho vissuti in maniera più marginale, però è un oggetto che una volta restaurato, una volta che ritorna a cantare, sprigiona tutta una serie di emozioni che ha raccolto negli anni e che ha tenuto al suo interno. Quindi per me vedere un jukebox in funzione vuol dire veramente dar nuova vita a tutte queste emozioni, sentimenti che si erano un po' perse nel tempo, ecco, tutto qua.